Benvenuti e cominciamo! Parla del suo staff. Forse non ci crederete, ma io ho anche meccanici, tecnici e il miglior progettista sul mercato. È impossibile. Il migliore è Vittorio Iano ed è legato alla Fiat. Lo sappiamo bene. Gli abbiamo fatto più volte delle offerte molto generose, ma le ha sempre rifiutate. Probabilmente perché nell'offerta non era incluso un sogno. Forse non l'avete ancora capito, signori. Ma i sogni spesso sono contagiosi. Ciao. Ciao a tutti. Andiamo. Ciao. Ciao a tutti. Andiamo. Vi do ufficialmente il benvenuti a Jesolo e invito con me il comitato. C'è qualcuno? Sì, Bene, grazie. non siamo da soli. Siamo Mauro, Barbara e Don Walter, responsabili regionali e assistenti della JC Veneto, per chi non ci conosce. Allora, vogliamo vivere questi 2 giorni come un momento speciale. Siamo arrivati qui con le nostre comunità capi e ci piace in questo momento rimanere qui nel parterre per sentire più da vicino quello che è il cuore pulsante delle comunità capi che operano all'interno del territorio della nostra regione. Prima di far ritornare i membri di comitato ai loro posti d'azione, abbiamo voluto averli qui a fianco a noi, perché è soprattutto grazie a loro e al Consiglio regionale che questo percorso ha preso forma e si è concretizzato. Prima Enzo Ferrari ci ha detto che i sogni sono contagiosi. Beh, veramente eravamo partiti con questo sogno e abbiamo visto che si è concretizzato in questi mesi quando le varie comunità capi hanno iniziato ad incontrarsi. È stato veramente un intreccio un po' in tutto il Veneto di chi si è trovato assieme. L'abbiamo visto un po' anche sulla rete, nei social, qualche lettera che ci è arrivata della gioia di questo incontro. E pensiamo che questo abbia proprio generato, spererei, delle nuove idee e ne parleremo magari qui poi tutti assieme durante questi 2 giorni. Un fervore veramente altissimo che abbiamo respirato in questi giorni. Vogliamo continuare a vivere delle relazioni che si sono create e cercare di vivere anche una relazione diversa con Dio. E abbiamo scelto di farci accompagnare in tutto il percorso di questi 2 giorni dalla sua parola, una parola che intreccia il nostro vissuto, che intreccia le nostre vite e che risuona in noi per diventare feconda.
Per questo abbiamo scelto la figura di Pietro l'Apostolo, che incarna l'immagine dell'uomo coraggioso e profetico, ma talvolta anche fragile, che cade, ma non ha paura di rialzarsi e di continuare a camminare. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Pietro conosce Gesù attraverso suo fratello. È una relazione che si propaga subito, così bella da essere condivisa. Ma quello che ci entusiasma di più è stata la novità significativa di questa relazione, talmente tanto importante che gli viene cambiato il nome. È proprio una vita nuova l'incontro di Pietro con Gesù. È come, mi verrebbe da dire, quando, e io lo so perché è un po' anche il mio mestiere, quando con la nostra mano andiamo a mettere un seme sulla terra e sappiamo che questo seme l'abbiamo custodito per un po' di tempo, lo abbiamo accudito. A un certo punto però questo seme è un po' un miracolo, muore piano piano per generare una vita nuova. Ecco, ci piaceva proprio quest'idea di questo seme sulla terra che muore e dà vita nuova. Questo nostro incontro avviene in un luogo che per noi è particolare e molto significativo, perché 3 anni fa, con i 4.000 rover della nostra regione, rover escolte della nostra regione, qui abbiamo vissuto uno dei momenti di avvicinamento alla ruta nazionale e penso che molti sono anche qui presenti ancora in mezzo a noi. Essere qui in questo luogo per noi è anche un modo per fare memoria di un pezzo di storia vissuta assieme. Tante volte quando abbiamo un sogno è facile scontrarsi addosso a qualcosa che non funziona e sentirsi dire non ce la farete mai. Beh, in realtà la nostra esperienza assolutamente non è stata questa. Siamo stati circondati da persone che ci hanno sempre dato una mano, ci hanno proprio, direi, spinto e sospinto in quella che è la giornata di oggi, in quello che è stato il convegno. E vorrei subito ringraziare 2 persone che sono qui oggi con noi perché ci hanno dato la possibilità di vivere questa esperienza proprio qua a Jesolo, all'interno del Pala Arex, piantando le tende nel Parco Pegaso, che per un giorno diventerà un po' la nostra casa. E invito Otello Bergamo e Valerio Zoggia, che è sindaco di Jesolo, a darci un saluto di benvenuto. Andiamo su, Bene, grazie. Proprio un bel colpo d'occhio. Siete in tanti. Jesolo è sicuramente felice ed orgogliosa di ospitare questo vostro convegno e vi augura 2 giorni di studi, di approfondimento delle vostre tematiche sicuramente attuali e importanti. Il mio ringraziamento va soprattutto a chi conosco di voi, cioè a Mauro Montagnier e al gruppo di Jesolo, che continuamente ci sollecitano anche per altre iniziative. Sarà proprio nei prossimi giorni che consegneremo al gruppo Scout di Jesolo un nostro parco che abbiamo in pineta, quindi potranno creare un campo base per le vostre attività. Sicuramente inviterai anche qualcuno dei presenti. Beh, no? certo. Quindi è con piacere che diamo in custodia completamente al gruppo Scout questo nostro bel parco che abbiamo tra l'altro fatto pochissimi anni fa nel bel mezzo della pineta. Quindi io vi auguro 2 giornate di felicità e di impegno, come siete soliti fare, e nell'occasione ho ricevuto anche un invito da parte del
Presidente della città, Sindaco della città metropolitana Luigi Brugnaro, di portare anche il suo saluto, e quindi vi auguro buon lavoro e un abbraccio da parte della città di Jesolo e anche da parte del Sindaco della città metropolitana Luigi Brugnaro. Domani vicino a me ho il mio assessore Otello Bergamo, che ha seguito più da vicino il contatto con Mauro queste giornate, ma anche in altre occasioni. Domani il mio assessore verrà a portarvi lui il suo saluto per la seconda giornata. Grazie a tutti, buona continuazione e buonasera. Ecco, abbiamo un piccolo omaggio. Avremo un piccolo pensiero che volevamo darvi. Un piccolo quadro di Mario Favaro, un artista della regione. Ci sono degli alberi che hanno un senso un po' in questa giornata, le foglie, i frutti. Grazie mille, Sindaco. Grazie Tello, grazie. Al grazie nei confronti dell'amministrazione comunale si affianca un saluto ai nostri fratelli scout che sono qui con noi a vivere questo momento, i segretari regionali del MASCI, Maurizio e Chiara. Siamo molto felici di portare al convegno il saluto degli adulti scout del MASCI Veneto. Vi portiamo anche il saluto della nostra presidente Sonia Mondin, che è veneta anche lei, però che è stata invitata, ma non può essere presente per impegni precedentemente assunti. Come aveva già comunicato a Barbara, a Mauro e a Don Walter, il tema delle relazioni è anche alla base dell'indirizzo di programma triennale del nostro movimento. E questa cosa è sorprendente, come le proposte educative scout, sia giovanile che adulta, della Regione Veneto, siano così fortemente in sintonia. Crediamo infatti, come MASCI, che la povertà relazionale dell'uomo e della donna sia il grande problema di oggi, che si riflette su molti aspetti della nostra vita, su molte scelte della nostra vita e della società. Pensiamo al matrimonio, alla famiglia, agli amici, al lavoro, al rapporto con i figli, a quello tra le diverse generazioni, poi anche dai propri beni al bene comune, alla convivenza con culture diverse e anche alla giustizia sociale. L'individualismo e il consumismo hanno riempito la vita delle persone di cose, generando nel tessuto sociale conflitti, odi, chiusure e indifferenze. Anche il grande progresso nella comunicazione, che dovrebbe essere uno strumento privilegiato di relazione e favorire una cultura di conoscenza, dialogo e trasferimento delle esperienze, rischia di indebolire la qualità dei rapporti nella loro profondità, nella realtà dell'incontro, nella responsabilità propria dell'adulto. Sembrano essere sempre più compromessi anche l'esercizio della democrazia, pensate, no? Alla difficoltà che c'è, e della cittadinanza attiva, la capacità di fare comunione e di vivere la dimensione della comunità. È sempre più difficile costruire relazioni stabili e durature all'insegna della gratuità e della gioia. Ma non c'è processo educativo senza relazione. Si cresce e ci si riconosce dentro alle relazioni e al contesto. Questo significa che non c'è scoutismo senza relazioni. Tutta la proposta scout, sia per i giovani che per gli adulti, passa attraverso le relazioni, e non solo con le persone, ma anche con le cose e con l'intero creato, con Dio. Voi avete il compito di viverlo, soprattutto in riferimento al vostro impegno educativo nei confronti dei ragazzi, ma lo scoutismo in generale ha il compito etico della cura per lasciare il mondo un po' migliore, e le relazioni in senso educativo chiedono adulti significativi. Dobbiamo operare come adulti per una nuova umanizzazione con la disponibilità al cambiamento delle nostre relazioni. Dalla nostra comunità
alla realtà sociale più ampia, fino alla mondialità, per promuovere una cultura dell'accoglienza, dell'ascolto e del dialogo. Crediamo che lo scoutismo giochi un ruolo importante perché pone come valore fondamentale la fratellanza e il meritare fiducia. Per testimoniare questo dobbiamo superare la nostra autoreferenzialità e vedere come valore il riuscire a lavorare con gli altri, fare rete, fare comunità, saper vivere la dimensione della comunione. Sappiamo che nel Veneto tra Masci e Agesci sono già molte le collaborazioni, ma siamo convinti che per il successo dello scoutismo dietro ad ogni gruppo giovanile possa esserci anche un gruppo di adulti che cerchi di testimoniare l'essere buoni cristiani e bravi cittadini. Domani vedrete un pochi di noi che hanno risposto alla richiesta di servizio per servirvi la colazione e il pranzo. E siamo qui perché crediamo nella forza educativa dello scoutismo e crediamo in voi, nella vostra azione nei confronti dei vostri ragazzi come testimoni di fiducia e speranza in un mondo migliore. Quindi nell'unità di una promessa e di una legge non ci resta che augurarvi un buon convegno e una buona strada. Grazie. Grazie. Diamo anche il nostro benvenuto al commissario regionale della FSE, Marco Bertoldi. Ecco, benvenuto. Grazie a tutti, il mio è un veloce indirizzo di saluto, ringrazio per l'invito e appena ho aperto l'allegato mi sono positivamente sorpreso perché anche la nostra associazione in questo triennio associativo sta riflettendo sul tema della relazione. L'anno scorso abbiamo incominciato questo cammino, relazione che continua nell'evangelizzazione su cui stiamo riflettendo quest'anno e si concluderà con il servizio. Relazione, evangelizzazione e servizio sono temi quanto mai attuali all'interno dello scautismo, un percorso che abbiamo condiviso insieme. L'anno scorso abbiamo festeggiato insieme i 100 anni dello scautismo cattolico, è stato bello vivere questa avventura con delle iniziative a livello locale e a livello nazionale. E sulla relazione noi stiamo riflettendo su come porci verso l'altro che può essere anche diverso da noi, può essere considerato un nostro fratello, una nostra sorella, e quindi ci poniamo in un atteggiamento di apertura. L'evangelizzazione ovviamente è il passo successivo di una relazione attiva e partecipativa e poi ovviamente il tutto si deve concludere in un servizio gratuito e disponibile. Non rubo tanto al vostro lavoro, vi auguro di cuore buona strada e buon lavoro. Grazie. Grazie mille, grazie. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime e i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli. Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, e rido, e piango,
e mi fondo con il cielo e con il fango. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire niente. Il battito di un cuore dentro al petto, la passione che fa crescere un progetto, l'appetito, la sete, l'evoluzione in atto, l'energia che si scatena in un contatto. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. E mi fondo con il cielo e con il fango. E mi fondo con il cielo e con il fango. Preparandoci a questo convegno ci colpivano alcune parole di questa canzone. Sentiamole. Un mondo vecchio che sta insieme, solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene e che fa venire voglia di svegliarsi, di alzarsi, smettere di lamentarsi. Il battito di un cuore dentro al petto, la passione che fa crescere un progetto, l'energia che si scatena in un contatto. Sentiamo di essere qui perché abbiamo ancora il coraggio di innamorarci dello scautismo che viviamo, tanto da uscire dai nostri gusci, e siamo pieni di un'energia data da questa nostra passione che ci fa vivere l'attività con i ragazzi e con i capi. Questa è l'energia che si scatena in una relazione quando è vera. Non so se vi è mai capitato di vedere la gemma di un albero da frutto durante l'inverno. Provate a pensarci. È lì, rinsecchita, inserita in un pezzettino di ramo. Beh, in realtà sapete che quella gemma aspetta solo l'occasione buona. Un po' di caldo, per noi è il caldo di una relazione, per dare vita poi a vita nuova. Per quanto ci è stato possibile, abbiamo cercato di fare delle scelte anche fatte di cuore. Nel libretto trovate una lista con alcuni dei fornitori che abbiamo individuato per questo convegno. Ci piace l'idea di sostenere dei progetti che creano una speranza, che valorizzano il territorio che abitiamo.
E ci piaceva anche che il convegno potesse essere l'occasione per sostenere dei nostri fratelli e sorelle che in questo momento stanno vivendo una situazione un po' non serena come la nostra. Per cui con l'acquisto di questa maglietta, momento di sponsorizzazione, abbiamo deciso di finanziare anche il progetto 1 euro per una sede a sostegno dei gruppi terremotati delle regioni dell'Umbria e delle Marche. Adesso, con l'aiuto del comitato, volevamo preparare un po' il palco dove accogliere i nostri ospiti. Sinceramente siamo a Jesolo, avremmo voluto portare la sabbia della spiaggia, ecco. Però abbiamo pensato che in realtà è un po' un luogo informale, come un po' in campeggio. Sapete quando alla sera sull'erbetta ci si trova e ci si racconta un po' com'è andata la giornata, cosa abbiamo fatto, insomma un po' di relazione, quella relazione della vita, ci si racconta le nostre storie. Ecco, è questa l'immagine che abbiamo voluto dare un po' di questo pomeriggio e dell'intervento dei nostri ospiti. Sinceramente avremmo voluto preferire rimanere qui in mezzo alle nostre comunità capi a parlare e a sentire il battito pulsante di questa energia che ci arriva. È solo per un discorso di visibilità che saliamo. Basta. Scusa, ma l'emozione è stata tantissima di questi momenti e vedervi da qua è stato proprio un colpo. E Mauro, quando è emozionato, parte e non lo si ferma più. Dalle esperienze condivise nei vari livelli associativi si è percepita una certa fragilità delle comunità capi nella gestione delle relazioni tra i capi e nella condivisione delle loro scelte di vita con la COCA. Crediamo che ancora oggi la COCA sia un luogo privilegiato dove formarsi come adulti che si impegnano nell'educazione e nel territorio per far crescere i ragazzi che le sono affidati. È un'occasione per tutti noi capi della regione, un momento in cui mettere assieme tutta la nostra ricchezza e la fantasia. Veramente l'aspetto della nostra associazione, quando sento parlare i capi e quando sento parlare i nostri ragazzi, è la fantasia che mettiamo nelle cose. Ecco, penso che sia un bel momento oggi mettere assieme e condividere questo nostro modo di lavorare. Penso che sia veramente fonte di gioia nuova. Siamo consapevoli proprio che nel momento in cui noi riusciamo a condividere questi doni e li riversiamo all'interno della nostra comunità capi, riescono a produrre un potenziale che è ancora maggiore rispetto a quello che potrebbe offrire il singolo capo ai suoi ragazzi. Questa è la forza della nostra comunità ed è questo scambio reciproco di talenti che la rende rigenerativa. Adesso vorrei invitare Donatella Mela, che è medico internista all'ospedale di Pietra Ligure e è stata eletta capo scout pochi anni fa. Donatella, in realtà quando ho letto questo pezzo per la prima volta... No, è stata eletta capoguida. Sì, è stata eletta capoguida. Quando ho letto per la prima volta questo pezzo, però avevo anche fatto un'altra gaffe, che è stata quella che Donatella Mela, moglie e medico interista. Ho detto, ma perché hanno messo... No, invece no. Il marito è internista. Io sono milanista. Ok. Invitiamo con noi a salire sul palco anche Johnny Dotti, professore pedagogista che insegna all'Università Cattolica. Salve. È sposato, ha 3 figli e vive in una comunità di famiglie. A loro abbiamo chiesto di stimolarci in questo momento. Sì. Mettetevi al centro. Prima di lasciare la parola, tutti voi dovreste aver ricevuto alle iscrizioni un adesivo da mettere sulla vostra camicia. Vi chiediamo, dopo questi interventi,
di appuntare, di scrivere su questo adesivo che vi metterete poi sulla camicia, quello che è stato per voi una parola di stimolo, qualcosa che vi ha colpito, e qualcosa che vi ha suggerito magari anche un progetto nuovo. Allora, grazie a tutti di questo onore. Il ringraziamento non è formale. La parola grazie è una grande parola che bisognerebbe riscoprire tutte le sue sfumature. Non è formale perché non avendo fatto lo scout è una vita che sono circondato dagli scout. Da mia sorella al mio amico Magatti, alla metà del consiglio di amministrazione della cooperazione sociale che ho presieduto per una decina d'anni. Quindi insomma gli scout mi hanno sempre volente o nolente accompagnato, e quindi sono contento di celebrare questo rito insieme. E vi vorrei cercare di dare una risposta personale a una domanda che però vi lascio. La domanda è: come mai in tempi di crisi di qualsiasi forma di associazionismo, confessionale, non confessionale, sportivo, politico, culturale, voi state ancora in piedi? Secondo me voi sottovalutate troppo poco la risposta. Date per scontato, perché probabilmente molti di voi ormai sono da 10 anni che fanno queste cose. Invece in questi tempi varrebbe proprio la pena soffermarsi sul tentativo di rispondere ad una cosa che per voi è probabilmente implicita e scontata, perché questo sforzo di riflessione vi aiuterebbe a ritrovare nuovi sogni, nuova energia. Perché è importante oggi provare a riflettere e fermarsi? Perché ci sono tempi in cui le parole coincidono con i processi sociali. Ci sono tempi in cui i nostri comportamenti sono percepiti e capiti dagli altri così come li percepiamo e li capiamo noi. Cioè c'è una sintonia tra il contesto culturale e quello che facciamo. Ci sono invece tempi, questi tempi, in cui le parole scivolano con una facilità stratosferica e la stessa parola assume significati radicalmente diversi a seconda dei contesti in cui viene utilizzata. Ci sono tempi come questi in cui i comportamenti assumono significati radicalmente diversi tra chi li compie e chi li osserva. E siccome ho sentito dire prima dai vostri supercapi, dalle persone più adulte, dal prete, che voi state dentro una comunità più grande. No, non siete una comunità chiusa, non siete un'immunitas. Bisognerebbe riflettere su questo, se state diventando un'immunitas o siete ancora una communitas. Le comunità per loro natura hanno porte, finestre, parlano con i vicini, trovano un linguaggio, trovano una consonanza, una simpatia, progettano. In questo tempo il grande rischio è che quello che fate valga solo per voi. E questo tradirebbe, mi sembra di capire, per come io ho conosciuto la mia sorella, i miei amici, tradirebbe la vostra vocazione associativa, ma credo anche la vostra aspirazione personale. Credo che nessuno di voi partecipa a questa associazione per farsi bello, per avere 2 fazzoletti in più, per diventare il super capo degli scout. No, non credo che sia così. È proprio per questo che in questo momento però
dovete cercare di fare lo sforzo di produrre una cultura collettiva condivisa, altrimenti la frammentazione vi porterà sempre più ai margini del dibattito pubblico. Ripeto, ci sono stati tempi in cui questo non era necessario, perché c'era una consonanza di processi di costruzione dirigenziale, di processi di costruzione culturale, di processi di costruzione politica, di processi di costruzione economica, per cui le vostre azioni erano ben comprese dal contesto. Oggi fidatevi, non è più così. Farò degli esempi, penso, molto concreti che siete in grado di capire. Io ho figli, ne ho 4, non 3, perché ce ne ho 2 in affido, dai 12 ai 23 anni, quindi i miei studenti all'università hanno tutti intorno ai 22, 24, 25 anni, quindi spero di fare degli esempi per cui mi possiate capire, ma vorrei che quel grazie che vi ho detto all'inizio lo assumiate come un compito. Vorrei continuare a ringraziarvi anche nei prossimi anni, capito? Non abbiamo bisogno di una sorta, diciamo così, di ennesima funzione dentro la società che si separa dal resto. Proprio questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno il Veneto, l'Italia, l'Europa e l'Occidente. E siccome sono convinto che voi continuate ad avere un successo quantomeno numerico rispetto a ciò che si aspettano le famiglie da voi e ciò che trovano i bambini da voi, quel successo ce l'avete proprio per ciò che vi porta a rimanere collegati col mondo, non scollegati col mondo. Ed è per quello che vale la pena perdere un po' di tempo. Ve lo dico anche da bergamasco, anche per i bergamaschi, è dura perdere un po' di tempo, no? Noi immaginiamo sempre che più hanno fatto il lavoro, meglio è. No, più facciamo tante cose e allora siamo realizzati. Ecco, il mio suggerimento in questa fase storica invece è fare meno cose, un po' più profonde, e perdere un po' di tempo per riflettere su queste cose e su ciò che vi capita. Perché vi dico questo? È già stato detto molto bene, guardate, potevo evitarlo il discorso perché sono già state dette le cose importanti. Perché siamo in un tempo in cui assistiamo a un collasso della democrazia, non a una semplice crisi, a un collasso della democrazia. Siamo in un tempo in cui stiamo assistendo ad un collasso dell'economia. Aggiungo, siamo in un tempo in cui stiamo assistendo ad un collasso della religione. Ora, capite che se il mondo occidentale, quello almeno dove viviamo noi, non facciamo un ragionamento generale, sta vivendo una domanda, allora che ne sarà della democrazia? Allora che ne sarà dell'economia? Allora che ne sarà della religione e della spiritualità? E non faccio l'analista a spiegarvi perché sono in crisi, sono evidentemente in crisi. Chi come voi sta facendo un percorso comunitario non può non pensare che contributo sta portando a questa domanda, quali sono le risposte che dà a questa domanda. Ma non solo perché funzionalmente fa funzionare bene il suo gruppetto, i suoi 5 gruppetti o i suoi 50 grupponi. La società tecnocratica vi vorrà sempre bene finché fate funzionare le cose. Ma qui il problema non è funzionare, è recuperare un senso delle cose. E il tema è profondo. Io lo sento, non so qualcuno di voi se è papà o mamma, ma se avete dei figli che siano biologici o non biologici, se sentite il rapporto con i vostri ragazzi come un rapporto educativo forte, non solo funzionale, ma un rapporto che vi rimanda a una relazione di senso, queste domande non potete evitarle. Mi raccomando, non evitatele costruendo bene un programma dell'anno dove è tutto preciso, il calendario è preciso, ma le cose non hanno un senso. Perché non basta il senso che gli attribuite individualmente, ve l'ho detto all'inizio. Siamo in un periodo in cui
le parole con troppa facilità acquistano significati radicalmente diversi. Ve ne cito una, la parola amici, una dei 3 tastini di Facebook, ha un certo significato su Facebook, ne ha un altro quando camminate per 4 ore per andare a raggiungere un punto dove farete il campeggio. È la stessa parola, amici. Una è click, click. L'altra presumo che siano aspettare qualcuno, fermarsi se qualcuno cade, essere infastiditi dell'odore del sudore del proprio vicino, arrabbiarsi perché quello ci sta mettendo troppo tempo. Capite che è un'altra cosa, è la stessa parola, e guardate che i ragazzini che avete con voi faranno sempre di più questa esperienza dicotomica delle parole, e vincerà sicuramente il digitale, se non siete in grado di elaborare una cultura dell'amicizia che diventa anche parola. Ne cito un'altra, sto sempre su Facebook, condividere. Guardate che il techno business esattamente sta estraendo le parole antiche della nostra cultura per fare i soldi. Sapete tutto come fai a fare i soldi Facebook. Ognuno di voi è un logaritmo se è su Facebook. Vale da 0,50 a $2,50 a seconda di quante fotografie posta e di quanti aggettivi mette, di quanti amici ha. Poi sto anch'io su Facebook, non è che qui vi sto dicendo di non stare su Facebook, vi sto dicendo di essere consapevoli che siamo in un tempo radicalmente altro da 20 anni fa e da 25 anni fa, che richiede consapevolezza, riflessione, produzione di cultura, trasmissione di parola, aiuto reciproco. Nessuno da solo regge quel vento. Chi ha figli o è responsabile di adolescenti lo sa bene, l'attrazione che ha il digitale. Se guardate i dati sul gioco d'azzardo lo sapete bene che cosa sta producendo, e guardate che non giocano i ricchi, giocano i poveri, non giocano gli adulti medi, giocano i giovani e gli anziani. Ma non voglio, spaventarvi su questo tempo, che è anche un tempo eccezionale, ma volevo solo darvi il sentore che ci tocca una responsabilità diversa oggi, altrimenti le cose che facciamo forse servono a santificarci individualmente, non lo so, è un grande forse, a parte che io non credo alla santità individuale, credo alla santità personale, che è un'altra cosa, e poi sono più interessato al corpo mistico di Cristo, che è una somma di individui che immaginano di essere salvati. Allora vi dicevo, questo necessita uno sforzo maggiore di comunità, sapendo che la stessa parola comunità, non vi ricito Facebook, i social sono pieni di comunità, essa stessa oggi è tirata da 2 parti. Da una parte abbiamo una dimensione di comunità che si direbbe immunità, non comunità, immunità, cioè una comunità che si chiude, che magari fa cose interessantissime al proprio interno, ma è come nel Sud Italia il familismo morale, l'immunità è la mafia. E la mafia, guardate che nasce come cosa utile al prossimo, non nasce come cosa cattiva. Era una sorta di welfare, pre-welfare state. Ricordatevi che però l'immunità non è la comunità. L'immunità stabilisce delle regole interne, delle modalità d'accesso che sono esclusive, non inclusive, che escludono, non includono. Stabilisce un linguaggio buono solo all'interno del gruppo e delle regole buone solo all'interno del gruppo. Potrei andare avanti molto. Vorrei che però questo per voi fosse un punto di riflessione. Stiamo scivolando a volte
verso gruppi che non sono comunità ma sono immunità? Ma non lo dico a voi che siete bravissimi in Veneto, diciamo, lo dico in generale al mondo cattolico, lo dico in generale al mondo politico o lo dico in generale ad alcuni mondi culturali, all'università ad esempio. Questo è un grande punto. Qui è stata ripetuta tante volte la parola comunità. Presumo con un presupposto, diciamo, di fondamenti che non è quello della chiusura, ma casomai è quello dell'apertura, che non è quello dell'esclusione, casomai è quello dell'inclusione. La parola relazione credo che l'avete usata almeno 70 volte nell'arco di... si vede che è un po' un'ansia compulsiva. No, beh, così quando usiamo tanto una parola vuol dire che ci manca un po', no? Quindi da una parte abbiamo questa dimensione dell'immunità, non faccio esempi politici, ci arrivate da soli. Dall'altra abbiamo una società fatta di un rapporto esclusivo tra individuo e funzione tecnica, per cui la libertà è poter accedere a più funzioni possibili per poter fare più cose possibili, nella mia totale solitudine, non la solitudine, diciamo, feconda del nostro amico Giovanotti di qui sopra. Cioè una solitudine consapevole che sei solo e ti puoi dire solo proprio perché ci sono gli altri, anche filosoficamente, se no non ti potresti dire solo. Sarebbe anche, poi purtroppo la filosofia è andata, non viene più usata, è meglio l'algoritmo di Facebook, capito? Allora, questa società in cui noi ci immaginiamo individui assoluti vuol dire non relazionati, capite? Sciolti, che aumentano costantemente la propria potenza, le proprie capacità. E le aumentano in che modo? Le aumentano aumentando la propria capacità cognitiva attraverso la tecnica, sostanzialmente. Così come ci sono alcune cose dell'immunitas che sono interessanti e le riprenderò, ci sono alcune cose interessanti della società, ma neanche la società fatta di pure funzioni è comunità. Ma basterebbe vedere, no, nella vita delle famiglie, nella vita dei nostri quartieri, delle nostre vie, come abbiamo perso il senso del vicinato. Un tempo la signora Maria veniva a farmi le punture, no? C'è più la signora Maria che fa le punture. Oggi devi essere un'infermiera con 800 diplomi, devi iscritto alla cooperativa. Se la signora Maria ci prova l'arrestano, capite? No, ma lo uso come esempio perché anche mia moglie è medico e mi colpisce molto. Tutto è ridotto a un funzionalismo specialista che taglia qualsiasi possibilità relazionale che va oltre lo specialismo. Si potrebbe andare avanti tanto in questo ragionamento, ma lo lascio lì. Neanche questa è comunità. La comunità è questo gruppo imperfetto di persone. È un gruppo fragile di persone, è un gruppo mai compiuto di persone. Guardate che sto parlando della famiglia, La famiglia per sua natura imperfetta, incompiuta, fragilissima, ma è esattamente comunità per queste 3 ragioni. Quando si cerca di costruire il tutto perfetto, il tutto sicuro, il tutto a posto, finisce il film. E infatti oggi non ci si sposa più esattamente per questa ragione, perché l'immaginario si è ribaltato o sul funzionalismo, ma fate il parallelo anche con i vostri gruppi, mi raccomando, o dall'altra parte con l'essere completamente sicuri dentro un contesto culturale per cui sono vaccinato contro tutto, come se nella vita si potesse essere vaccinati contro tutto. Spero di non scandalizzarvi, almeno voi non rimuovete la morte, si muore, per fortuna si muore, lo dico da cristiano, se no non si risusciterei, Allora la comunità è esattamente quel gruppo con queste caratteristiche che però
fa un percorso, cammina, si riconosce, si relaziona all'interno e all'esterno perché sa che si deve sempre compiere. Non è mai pienamente compiuta nel pellegrinaggio esistenziale. Che gli date a questo pellegrinaggio una consistenza, diciamo, religiosa, non gliela date, sempre pellegrinaggio è quello delle comunità. E le comunità che restano vive nel tempo sono le comunità radicalmente relazionate al loro interno e radicalmente relazionate con ciò che sta fuori di loro. Ci sarebbero, diciamo, delle valutazioni di natura politica da fare a questo punto con ciò che ci sta succedendo ad esempio con gli africani, ma le evito, ve le lascio fare da soli. Allora, per poter rimanere dentro questo cammino, per poter immaginare che io non esisto senza l'altro, io prima persona singolare, ma che anche noi non esistiamo senza l'altro, prima persona plurale, ricordo che la parola persona, e quando ci definiamo persone, siamo contemporaneamente singolari e plurali. Questo lo dice il linguaggio, la lingua, lo dicono tutte le lingue del mondo, compreso il cinese. La persona è io, tu, egli, e la persona è noi, voi, essi. In questo momento la relazione tra me e voi, io mi sento in questo momento un egli, sono stato presentato come un egli, il professor Johnny Dotti. Se eravamo in un contesto, diciamo, un po' più amichevole, la Barbara avrebbe detto il papà dell'Elia, sarei stato un tu. Capite? Ma voi state facendo l'esperienza, ognuno di voi, dell'essere un voi, plurale. Se no queste parole non avrebbero senso. Sarebbe un bel ragionamento questo da fare, ma ve lo lascio lì. Però questo riprendetelo quando immaginate il rapporto che non è di natura funzionale tra i diversi gruppi della vostra associazione. È un rapporto radicale, perché senza quel rapporto non avete senso. Non è perché così funzioniamo meglio, così sembriamo più un esercito, così se ci no, non avete senso senza gli altri. Venezia 1 senza Venezia 2 non esiste, non si potrebbe dire 1. Treviso 4, adesso sparo perché so che voi ci avete tutte, senza Belluno 1 non esiste. È un punto forte questo, capite? Ma è l'unico punto che tiene ferma e generativa la parola comunità, altrimenti verrà rubricata piano piano nella comunità Facebook. Mi piace, non mi piace, tutte comunità immunitas, quelle di Facebook, perché sono comunità tra gente che si sceglie e si preferisce. No, sono comunità di persone che rischiano un'esperienza insieme. È un po' diverso, Non so quanti di voi si sono scelti. Tra l'altro faccio un altro parallelo matrimoniale. Gandhi diceva una cosa eccezionale. Gandhi lo conoscete? Perché io anche all'università quando dico Gandhi ho degli smarrimenti. Gandhi? Ci siamo, Gandhi. Almeno tra gli scout Gandhi regge, per fortuna. Ma anche quando dico Don Milani, tac, momenti di smarrimento. Vabbè. No, però, vabbè. Allora, non vi porto via ancora tanto tempo, perché sennò la Barbara si arrabbia. Allora, Gandhi diceva una cosa molto bella. Voi occidentali, certo, avete fatto una grande conquista a sposare la donna che amate e rimproverate noi perché sposiamo una donna che a volte non conosciamo. Siamo costretti, noi abbiamo fatto tutta una retorica su questa cosa. E Gandhi nell'anzianità diceva, però guardate che nella vita la donna che avete sposato perché l'amavate, prima o poi, se non l'amate perché l'avete sposata, non starete più sposati.
Guardate che Gandhi non era un idiota, No, ma questo vale anche nei rapporti d'amicizia, questo vale in qualsiasi rapporto di senso che costruisce consenso. Questo vale nei linguaggi della comunità. La comunità non è come l'immunitas, non ci si sceglie soltanto perché ci si sta simpatici o perché si presume che abbiamo la stessa ideologia o perché si presume che abbiamo la stessa fede. A volte ci si sceglie perché quello lì è il mio prossimo, punto. È chiaro questo? Tra Belluno 1 e Venezia 2? E guardate che è su questo che voi, il paradosso è che voi, rispetto a chi vi guarda da fuori, è su questo che fate già la differenza. Ma state molto attenti che questo preziosissimo valore che avete in mano, ripeto, si fa alla svelta a buttarlo via. Bisogna custodirlo, bisogna celebrarlo, bisogna rifletterlo, bisogna rigenerarlo. Bisogna ridargli forme nuove, bisogna ridargli un orizzonte nuovo, perché la tradizione non basta a se stessa, mai. Questo lo insegna la Chiesa, semper reformanda. Anche gli scout, semper reformandi. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna ben distinguere tra la tradizione intesa solo come forma e la tradizione intesa come principio vitale. Spesso col mio amico Magatti citiamo questa frase di Mahler: non si tratta di onorare le ceneri, si tratta di rispettare e rigenerare il fuoco. E il fuoco brucia la legna. Una tradizione in sé, se è sana, brucia le sue forme. E ha bisogno di essere costantemente alimentata da nuova legna per avere il fuoco, perché quel che conta del fuoco è il fuoco, non la cenere. Occhio a non finire lì nell'urna a onorare la cenere. Brava, citava adesso la dottoressa, perché la memoria, che è fondamentale nell'esperienza, perché l'esperienza è l'istante in cui viviamo, ma la memoria è la capacità di tenere vivo quell'accesso a quell'istante anche ad altri. La memoria non guarda la forma, guarda ciò che succede, che è successo nella verità di quel momento lì. Allora, come dire, voi avete delle cose molto preziose su cui confrontarvi, ve le do per coppia. Voi siete oggi vincenti perché siete una esperienza e siete concreti. Cum cretum, cum crescere, far crescere insieme le cose. Esperire, cioè esporsi di fronte alla realtà. Questa è un'arma eccezionale che voi avete. Moltissime associazioni sono diventate completamente astratte e completamente, come dire, fuori dalla realtà. Banalmente voi camminate. Infatti secondo me il simbolo del concreto dell'esperienza è la strada, è stata citata qua. Riflettete su questo però. Oggi non è scontato, guardate che la grande tecnica vi assorbirà quei simboli se non siete capaci di ridargli la vostra verità. E allora a quel punto usare la tecnica, perché va bene usare il digitale, ma bisogna usarlo il digitale, non farsi usare dalla potenza linguistica che ha. Il secondo dato che avete, la seconda coppia di valori profondi su cui dovete riflettere insieme, è che voi siete contemporaneamente unici e universali. Cioè, per fare lo scout devi stare dentro Verona 3, perché solo lì puoi fare lo scout, ma lo scout se ne sta anche a Perth, che è la stessa analogia della Chiesa,
Si fa pienamente esperienza di chiesa dentro la parrocchia di Carobbio degli Angeli, ma per fare pienamente l'esperienza di chiesa dentro la parrocchia di Carobbio degli Angeli devo avere una comunanza di cuore, una comunanza simbolica e una comunanza di fede anche con i miei amici che stanno ad Alice Spring. Capite? Che esprimono quei simboli in un altro modo, in un altro contesto, in un'altra lingua. Insieme queste due cose vanno tenute. Se la cominciate a tagliare un pezzo, guardate che morirete. Magari sarete ancora tanti, ma dentro sarete morti. L'ultima coppia che vi lascio è la coppia libertà-responsabilità. Voi siete evidentemente dal punto di vista pedagogico un'esperienza così dall'origine. Primo perché la vostra libertà non si esprime mai solo individualmente, si esprime sempre attraverso dei processi e delle esperienze di gruppo, a cui poi dopo uno, come dire, è costretto a... Poi viene lasciato andare, no? Uno è anche solo, penso a tante cose che fate, dall'orientamento a quando fate la promessa. 2 balle mi avete fatto con tutti, me le spieghiamo tutte le volte, quindi va bene. Però questa dinamica è stata capace di resistere all'idea che la libertà è pura libertà di scelta. Guardate che quella è una follia, Se riduciamo la libertà a libertà di scelta, noi abbiamo castrato la libertà. La libertà è libertà di essere. La libertà è la libertà di sperare contro qualsiasi logica. La libertà è la libertà di esistere con qualcuno. La libertà è molto di più che scegliere tra 10 dentifrici, che tra l'altro decide sempre qualcuno quali sono quei 10 dentifrici. Ma se voi non riflettete su questo elemento culturale, scivolerete. E appunto, per voi la libertà è responsalis, è risposta. La libertà corrisponde a una vocazione, perché ascolta una provocazione. La responsabilità nella sua profondità è radicalmente relazionale, non c'è la responsabilità su un individuo assoluto, la responsabilità è sempre rispondere a qualcuno. Ma è molto bello giocare con la parola, la responsabilità è anche sposare qualcuno, è anche sponsalis. È anche passione la responsabilità, non è solo etica e morale, è anche sentimento, compromissione, sacrificio. A volte non capirci proprio niente, come lui quando presentava prima che era un po' sbarellato, però la passione lo portava là. Lei più fintamente faceva finta di essere neutra, ma guardate che l'ho vista io prima dietro, era un po' agitata. Ma la teneva lì la passione, la responsabilità. Ecco, queste 3 coppie ve le lascio come una riflessione importante, ma anche per immaginare come si possono curare insieme, come si possono custodire insieme. Nessuno singolarmente, sia nella versione persona singolare, io, sia nella versione plurale, noi, è in grado di curarle oggi queste cose. C'è bisogno di aiutarsi perché sono sottoposte al mare della tecnica queste cose oggi. Che è anche un bel mare, però guardate che ci serve anche della terraferma per apprezzare il mare. E allora chiudo così. Cercate di vivere questa riflessione come una benedizione. Dite bene della realtà. Oggi il Paese e il mondo ha bisogno di persone che benedicono. Dicono bene della realtà, che vuol dire la realtà concreta, questa crisi qui, questo dramma che stiamo vivendo. Un'autrice, qui ci vedo tante donne che a me ha sempre accompagnato in questi 30 anni, bisogna fare come Etty Hillesum nei campi di concentramento, benedire, radicalmente benedire. Questo è un atto di trasgressione enorme. Perché è l'atto che apre alla trasformazione, perché solo chi benedice ascolta.
E l'altro, l'ho già accennato, accogliete profondamente la vostra fragilità. Di volontà di potenza ne abbiamo pieno tutto, è tutto pieno di volontà di potenza. Noi culturalmente, l'Occidente culturalmente ha bisogno di recuperare, uso una parolaccia, ontologicamente la fragilità umana come un elemento fondante dell'esistere, non come qualcosa da riparare. Gesù bambino, capite? Dio è venuto bambino, non è che è venuto già bello preciso, a parte che l'hanno crocifisso quando era preciso, quindi è rimasto fragile. Ma questa questione della fragilità perché ve la dico? Perché è quello lì il punto di congiunzione più grande che avete col contesto. Oggi il contesto è evidentemente fragile e il contesto ha bisogno di gruppi, culture, associazioni, persone che facciano della fragilità un momento importante per costruire la solidarietà. La solidarietà non si fa tra potenti o tra persone che si immaginano costruite tutte, si fa tra persone fragili. Ma questo sta nella tradizione della Chiesa, nella tradizione dell'Occidente, nella buona tradizione di qualsiasi uomo. No? Lì dietro ho visto la parola cooperativa. Com'è che sono nate le cooperative? Sono nate mettendo insieme gente che da sola non ce l'avrebbe mai fatta a comprare il pane, non ce l'avrebbe mai fatta a comprarsi una casa, non ce l'avrebbe mai fatta ad avere il credito. Appunto si coopera, cioè si costruisce poi solidus, una solidità, solo se la Barbara mi dice guarda John, non ce la faccio più. E se il John dice alla Barbara, guarda Barbara, non ce lo faccio più. E se insieme andiamo da lui, che sarà incasinato con i suoi gemmi lì che fa, cioè, possiamo immaginare qualche cosa assieme perché noi non ce la facciamo. In bocca al lupo. Barbara Malati. Visto che Johnny mi ha completamente rubato l'incipit, farò che partire da un'altra parte. Ma stranamente partirò da una domanda, casualmente. Che cosa ci ha portato qui oggi? Io non ho una risposta per voi, ma ho una risposta per me. La risposta per me nasce da un cartello attaccato a una porta dentro una aula di scuola in cima a un poggio nel Mugello che si chiama Barbiana. Su quella porta c'è un cartello con scritto un disegno con scritto I care, che significa me ne importa, mi sta a cuore. Credo che questa cosa possa essere comune oggi qua dentro. Ci sta a cuore. Ma se dobbiamo provare a fare un ragionamento anche sulle provocazioni che Johnny ci ha dato, cercando di guardarci dentro, di guardare noi, dobbiamo scavare un po' di più, cercare le radici profonde di questa passione. Mi veniva da rispondere alla domanda bellissima che me la terrò nel cuore per un sacco di tempo, anzi credo almeno per 3 anni e mezzo, che è come mai voi state ancora insieme? E me lo chiedo un sacco, soprattutto come mai voi state ancora insieme e avete una capoguida come me. Questo comincia a essere un problema, quindi non lo so se andremo ancora tanto avanti. Ma mentre pensavo in queste settimane a quale poteva essere la chiave per non dire delle cose ovvie, scontate, che ci siamo già sentiti dire 1000 volte,
mi è venuto in mente un signore che è stato molto importante nella mia formazione, che si chiama Dietrich Bonhoeffer, e un libro che si chiama Resistenza e resa. E allora... roba seria. E allora ho pensato che questa roba che mi era venuta in mente, e la prima citazione è questa qua: la parola autentica nasce dal silenzio e fluisce dall'esperienza. E allora ho provato a fare un po' di silenzio e a andare a ripercorrere, un po' a riascoltare la mia esperienza, perché c'è poco da fare. Un po' di anni ce li ho. Quando facevo la regionale della Liguria mi grugnivano perché dicevo che ero vecchia, e mi hanno fatto smettere di dire che ero vecchia in 6 anni. Adesso sono ancora più vecchia e faccio la capoguida ed è un problema. Però io l'ho vissuta tutta questa storia qua, questa storia della comunità Capi. Adesso non vi metto qua a riraccontarla, però posso narrarvi un pezzo di che cosa significa per me e quali possono essere alcuni elementi che forse possono essere utili oggi a tutti noi per cercare di non morire, ma non perché ci interessa rimanere vivi, rimanere tanti, ma perché ce n'è di bisogno. Questa secondo me è una risposta possibile. E allora mi è venuto in mente che forse è interessante ripartire dal 1979. Non alzate le mani quelli che non erano nemmeno nei pensieri dei vostri genitori, non nati, ma nei pensieri dei vostri genitori. Nel 1979 si fa la route nazionale delle comunità Capi a Bedonia, e io a quella roba lì ci sono un sacco legata, perché esattamente un anno dopo, nel 1980, io su quei sentieri e su quel prato ci ho fatto la promessa, perché il mio maestro dei novizi, io sono entrata in noviziato in associazione, il mio maestro dei novizi aveva fatto la route delle comunità Capi, l'anno dopo c'aveva già la bella route bella pronta e ha preso il suo noviziato e l'ha portato a camminare su quella strada lì. Io lì per lì non ho capito niente di cosa stavo facendo, nemmeno della promessa che facevo, ovviamente, come 3/4 di noi, ma poi ho pensato che era un po' strana questa cosa qua che mi rotolava nella testa. Comunque in quel tempo la comunità Capi diventa una scelta importante della nostra associazione, unica, significativa, insieme alla coeducazione e insieme al progetto educativo. I 3 pilastri su cui l'associazione nasce. E questa roba supera la visione precedente di Baden-Powell, cioè del capo singolo e delle unità comunità isolate. Una comunità che assume tutta insieme, la responsabilità della proposta educativa in quel determinato territorio. Trieste 4, ma non... Poi questa roba qua del communitas e immunitas, io insegno immunologia all'università, quindi mi piace veramente tantissimo. Non in quanto chiusi, ma molto contaminati, quantomeno in quel tempo. In quell'occasione la comunità Capi scopre anche che c'è da garantire una certa continuità, non solo nelle persone, nei capi, ma anche nei bambini che diventano adolescenti, che diventano ragazzi. E il capo e la capo non sono più al servizio delle branche e basta, ma il capo e la capo sono prima di tutto membri della comunità Capi. In quel tempo questa roba era abbastanza rivoluzionaria, non dimentichiamocela. Magari può essere un'occasione per andarcela a ripercorrere quel percorso lì. Allora, attraverso questa mia storia mi piacerebbe darvi degli input, quelle che io chiamo pubblicità progresso. Una volta c'erano queste pubblicità con la P, no? Che dovevano essere le pubblicità buone, in alternativa, diverse rispetto alla pubblicità commerciale. Poi anche qua la contaminazione è stata molto veloce. Comunque la pubblicità progresso di quello che magari uno può andarsi a leggere, ecco perché vi citerò alcune cose che uno può andarsi a leggere.
Nel 1980 io faccio la promessa su quel prato, nel 1983 prendo la partenza e entro in una comunità capi, la mia comunità capi. In un tempo particolare, insomma, nell'arco di un paio d'anni, 2 o 3 anni, l'associazione opera una riforma importante che si chiamava Riforma Giotto. Questi tempi che si ripropongono nella mia storia scout mi fanno sempre un po' specie. E nasce una zona nuova. Quella zona ha davanti a sé una serie di comunità capi che in un libro molto interessante di qualche anno fa che si intitolava Io speriamo che me la cavo, potrebbero essere descritte come sgarupate, cioè non comunità capi proprio belle, fighe, solide, precise, quadrate, ma un po' sgarupate. E quel comitato di zona, che aveva un assistente ecclesiastico che è stato poi per moltissimi anni il mio direttore spirituale, si inventò un progetto di zona intitolato L'identità forte del capo e usò come testo di partenza questo bel tomo, che è un libro così, di Bonhoeffer, che si chiama Resistenza e resa. Bonhoeffer è un teologo protestante che vive l'esperienza della sua vita durante il nazismo, probabilmente partecipa anche ad alcune trame, non so se avete mai sentito parlare del fallito attentato ad Hitler, le sue idee sono francamente troppo libere, troppo progressiste, finisce in campo di prima in prigione, poi in campo di concentramento, muore impiccato praticamente a guerra finita. Questo testo, che non è un testo che lui ha scritto allo scopo di fare insegnamento, è un insieme di lettere, parte da una domanda che anche Johnny ci ha molto presentato e che io oggi faccio a me stessa. Ma io chi sono? Chi sono io nella mia vita? Chi sono io come capo? Chi sono io quando ho 19 anni e sono in clan? Ma poi chi sono io a 21 quando comincio la mia esperienza di capo o io adesso a 54 che faccio la capoguida d'Italia? Quest'anno ad Assisi il Cardinal Bagnasco, nella sua Lectio iniziale, ci ha fatto una chiosa bellissima su questa cosa qua e ci ha detto: la prima domanda che un educatore, un genitore, un maestro, un capo deve porsi di fronte ai propri ragazzi, ai propri giovani, ai propri figli, non è che cosa posso fare per loro. La prima domanda che si deve porre è: io chi sono? Solo dopo ci possiamo interrogare su che cosa fare per lui, perché l'agire educativo richiede una consistenza umana che precede e non può essere sostituita da nessuna attività, da nessuna iniziativa, da nessun sacrificio, pur generoso che sia, perché si rischia di battere l'aria o di andare a tentoni. Allora, avere davanti a 23 anni un progetto di zona, un percorso che mi metteva davanti a una roba così difficile. Io me lo ricordo benissimo alla prima assemblea di zona quando mi hanno presentato questo tema. Ho pensato, non ci capirò mai niente, cioè ma perché sono qua? Io volevo fare la caporeparto, mi sembrava più semplice. Ma voi non avete idea di quante volte ci sono tornata. Probabilmente all'epoca avrò capito il 5%, perché di meno Baden-Powell dice che non vale, ma quel 5% mi è servito moltissimo a pensare che anche oggi che sono qua che vi parlo, scavare dentro di me, dissodare il terreno, andare in profondità, è una cosa che al singolo serve non solo per se stesso, ma se lo fa insieme agli altri, insieme alla comunità.
E allora, mentre pensavo alle cose che poteva essere interessante raccontarci questa sera, in queste settimane di Quaresima, mi è venuta una definizione della comunità Capi che adesso poi vorrei provare a sviscerare velocemente con voi. La comunità Capi dovrebbe essere, ma anzi è, un luogo di incontri fecondi. E questa cosa me l'ha fatta venire in mente gli incontri del Vangelo di Giovanni che leggiamo in queste settimane. Me l'ha fatta venire in mente perché la Samaritana, il cieco nato, poi Nicodemo, il Vangelo di Giovanni è tutta una serie di incontri, no? Ma alla fine del racconto della Samaritana, in quella lunga pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa, io l'ho ascoltata 2 volte perché la settimana prima sono andata a Milano dove sono ambrosiani, lo fanno strano, quindi l'ho letta 2 volte, ecco perché ci ho fatto caso, non perché sono così particolarmente ispirata. Verso la fine del racconto si parla di un campo dove di fatto il frumento cresce, dove qualcuno ha piantato e qualcuno miete. Allora mi è sembrata un'immagine così bella che quella poteva essere il centro della riflessione da fare con voi, un luogo di incontri fecondi. Dove la parola relazioni la usiamo una volta sola, perché l'abbiamo già usata troppo, ma ci proviamo a dare un nuovo significato. E allora magari, per esempio, un'altra bella lettura in Comunità Capi è questa roba qua, che è l'Evangelii Gaudium, che al numero 87 dice: sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo. E ci dice che proprio oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. Si potrebbe andare avanti perché sono un sacco di cose belle, ma in realtà l'altra cosa che voglio prendere da qua dentro è una affermazione secca che dice: non lasciamoci rubare la comunità. Mi permetto di prenderla a prestito da Papa Francesco, che credo che non si offenderà: non lasciamoci rubare la comunità Capi. Un altro elemento che è già venuto fuori esattamente allo stesso modo, quindi vado velocissima, è il tema del dialogo. Il tema del dialogo che per esempio è molto ben descritto in Amoris Laetitia, perché parla di famiglia, ma perché parla di relazioni, perché parla di giovani, di vecchi, di ragazzi. Un dialogo vero, autentico. Un dialogo nel quale facciamo lo sforzo di ascoltarci profondamente. Diceva Bonhoeffer: colui che stima il suo tempo troppo prezioso per poterlo perdere ad ascoltare gli altri, in realtà non avrà mai tempo né per sé, né per Dio, né per il prossimo. Ne avrà soltanto per se stesso e per le proprie idee. E in un altro passaggio: se non riesci a parlare di Dio al tuo fratello, parla a Dio del tuo fratello. Perché un elemento fondamentale per non lasciarci rubare la comunità Capi è il tema della fiducia.
tema sul quale potremmo aprire praterie di disquisizioni o semplicemente soffermarci a lo scout e la guida pongono il loro onore nel meritare fiducia. Personalmente questa roba qua è una roba che io mi sento non solo quando sono a Comunità Capi, io ho questa camicia addosso, o di più dal 1° ottobre ad adesso. In questo periodo faccio tantissima fatica a praticare questa roba, a lavorare, a fare il medico nella sanità pubblica italiana / ligure, punto. Fatica. Sulla fatica ci torniamo, però la fiducia è un qualcosa di assolutamente fondamentale. E allora ho trovato una roba carina che volevo condividere con voi, di Romano Guardini, ma anche, se ho perso la citazione mi dispiace perché è troppo bella, quella sulla credenza, adesso la cerco, eccola qua. Fede e fiducia, la radice è la stessa. C'è un libretto di Luciano Mancardi che si intitola Il Vangelo della fiducia, che tira fuori una cosa che penso che voi che siete... ho fatto tutti questi esempi un po' contadini perché io vengo dal mondo contadino, ma credo che la terra veneta ben comprenda, anche se sono marinara, però la Liguria è una terra di grande commistione tra il contadino e il mare. E quindi ho presente che cos'è una credenza. Lo sapete cos'è una credenza, no? Ecco. La credenza era un mobile, lo dico per i più giovani, insomma, era un mobile che più o meno era i nonni ce l'avevano tutti la credenza. Quando avevate fame e arrivavate al pomeriggio all'ora di merenda, bastava andare a ravattare un po' dentro la credenza e qualcosa da mangiare si trovava. Questa credenza si chiamava credenza perché in origine questo mobile serviva per metterci i cibi prima di servirli a tavola. E nelle famiglie nobiliari i servi dovevano prima assaggiare il cibo, perché questa relazione tra i nobili e i servi non era così linda e tranquilla. E allora, per evitare rischi di avvelenamento, i servi assaggiavano questi cibi e si chiamava servizio di credenza. Quindi la credenza è strettamente legata alla fiducia nella vita, alla fiducia negli altri. Pensiamo a quanto i nostri gesti quotidiani sono permeati dalla necessità di avere fiducia negli altri. Non c'è niente da fare, possiamo diventare diffidenti finché ci pare, a parte che secondo me, lo dice la legge, scautismo e diffidenza non vanno d'accordo, ma si sa che non facciamo un po' come possiamo. Se incominciassimo a dubitare della fiducia degli altri, diventerebbe un inferno, ma soprattutto senza fiducia non è pensabile una vita di comunità, di qualsiasi comunità, pensiamo alla colleganza sul lavoro, alla vita familiare e anche e soprattutto alla vita di Comunità Capi. La Comunità Capi ha oggi un grandissimo significato politico e di nuovo mi viene da citare Don Lorenzo, il priore di Barbiana, quando diceva: quando s'ha un problema, sortirne da soli l'è egoismo, sortirne insieme l'è politica. Quella è la politica che ci interessa, quella è la politica che fanno le nostre Comunità Capi sul territorio. Certo, questo è un tema difficile, politica, amministrazione, democrazia, crisi, Johnny ce l'ha detto bene. È possibile guardare questo tema in un modo diverso? E allora sono andata a leggermi alcune cose da uno scout, che non è più tra noi, che si chiamava Guglielmo Minervini,
che è stato sindaco di Molfetta, e sono state messe insieme alcune sue idee in questo libretto che si chiama La politica generativa, citazione che trovate anche nel documento della Branca RS pubblicato sugli atti preparatori del prossimo Consiglio Generale sulla politica generativa, che mi ha aperto alcune finestre possibili e dice: la politica generativa si alimenta redistribuendo potere ed è più autorevole. È una politica più debole nel comando, ma più forte nella comunità. Il contrario del modello che domina la scena pubblica, che invece è una politica arrogante nel palazzo, ma screditata nella società. E questo rovesciamento è gravido di significati, perché da un lato ammette i limiti della politica, dall'altro riconosce il valore delle persone. Chissà come mai l'abbiamo già sentita questa cosa. Il ruolo politico che la comunità Capi ha è fondamentale, non lasciamoci rubare neanche quello. Ciascuno nel suo posto, Valmaremola 2, gruppetto piccolino, grande gruppo di città, di centro, di periferia, ciascuno può fare la sua di politica, guardandosi intorno, leggendo la realtà, confrontandosi. Così come quando da scolta nel mio clan si diceva che in RUT vigeva la regola delle 3 F, che sono fame, freddo e fatica. Ditemi di no e vuol dire che non avete fatto strada. La fatica fa parte della nostra vita. È una roba che, esattamente come ci diceva Johnny, noi oggi vorremmo abolire, no? Vorremmo abolire la fatica, la malattia, la morte. Io faccio un mestiere meraviglioso, che è quello di curare le persone, ma io faccio l'internista, lavoro in medicina interna e mi sono accorta, ho lavorato per un po' di anni nei servizi di emergenza in pronto soccorso, quando ero giovane avevo il delirio di onnipotenza, e poi mi sono accorta negli anni che io vedevo morire accompagnavo a morire molte più persone di quante in realtà non ne guarivo, nel termine, cioè nella etimologia del termine, guarire. La fatica è una cosa che non solo non si può abolire, ma è santa e sana. L'importante è che è una roba che io definisco da un po' di anni un'utile fatica. A volte facciamo tanta fatica inutile. Recuperiamo il significato profondo della fatica utilizzando la metafora della strada, che è facile per noi. Allora, se noi proviamo a fare tutte quelle cose che abbiamo detto ora, una relazione in una comunità, un dialogo, avere la fiducia, cercare di avere un ruolo politico, fare un'utile fatica, in maniera assolutamente ineluttabile avremo a che fare con due robe, che sono la sconfitta e il conflitto. Non ci sono soluzioni facili, ma bisogna starci dentro. Tutti noi abbiamo esperienza camminando in montagna o camminando in route che se si mette a piovere e non siamo proprio equipaggiati benissimo e ci fermiamo e cominciamo a tirare fuori la roba dallo zaino e poi ci fermiamo di nuovo e poi cerchiamo un'alternativa, una via d'uscita, una scappatoia, facilmente ci bagniamo di più. Se buttiamo giù le spalle, cominciamo a camminare e ci prendiamo l'acqua, forse, anzi,
senza forse, certamente vedremo l'arcobaleno. Uscirà il sole e ci asciugherà. Questo è un modo di abitare la sconfitta, il conflitto, le difficoltà che ci sono all'interno della vita di Comunità Capi. Davvero per me giovane capo avere quel libro lì che si chiama Resistenza e Resa, che mi posso andare a prendere, ormai ci sono delle pagine che me le vado a rileggere perché sono un po' un must di determinati momenti. Andare a prendere un'altra pagina che vi suggerisco di un altro libro che spero abbiate letto tutti, ma se non l'avete letto ve lo suggerisco anche quello, che si intitola La spiritualità della strada di Don Giorgio Basadonna, che verso la fine ha un capitolo intitolato Fino in fondo. Fino in fondo si abita la strada. Fino in fondo si abita la sconfitta, il conflitto, la fragilità, perché sono un'espressione di fragilità che, ci ha detto Johnny, e non l'avevo mai sentito dire così bene e quindi me lo porto a casa come un regalo, è una benedizione, perché ci toglie quel delirio di onnipotenza o quell'ansia di prestazione che sono le due facce della stessa medaglia. Allora, arrivando verso il fondo, uno dice, in questo tempo, a questo punto della nostra situazione di paese, di chiesa, di associazione, in questo tempo che cambia o che cambia il tempo, in quella bella espressione che il Papa ha dato al convegno di Firenze 2 anni fa, quale atteggiamento avere? Quello del pessimista o quello dell'ottimista? Non ci sono grosse possibilità di rispondere nell'uno o nell'altro modo. Una sola è la risposta. Bonhoeffer dice che è nell'ora della tempesta e nel naufragio che è la prossimità di Dio, non della lontananza. Là dove tutte le altre sicurezze si infrangono e crollano, tutti i puntelli che reggevano la nostra esistenza sono rovinati uno dopo l'altro, là dove abbiamo dovuto imparare a rinunciare al proprio io, è proprio là che si realizza questa prossimità con Dio e con i fratelli. Allora, arrivando alla fine, ho pensato che poteva essere utile provare a tracciare 2 piste e 2 atteggiamenti per il nostro lavoro, per il lavoro di domani qua come confronto, ma anche per quello che comincia lunedì tornando a casa. La prima pista è quella di un patto tra le generazioni all'interno delle comunità Capi. Questo patto tra le generazioni è la prima cosa di cui mi sono resa conto anche in questi pochi mesi di mandato cominciando a girare l'Italia. Uno dei momenti in cui la comunità Capi è stata più in crisi è stato nel momento in cui si era un po' persa questa verticalità, l'abbiamo chiamata ogni tanto, della comunità Capi, che vuol dire averci qualche vecchio e tanti giovani. I vecchi vanno instradati, curati, accuditi, ma sono importanti. Sono importanti se ci aiutano a custodire la brace, non a idolatrare le ceneri. Perché tutti noi sappiamo che è dalla brace che il fuoco rigogliosamente può ripartire. Perché dicevo soprattutto i giovani? Perché io, dopo che ho soffiato 2 o 3 volte, mi sono fatta venire l'iperventilazione, l'alcalinizzazione e mi viene la sincope. Invece, se ci sono giovani che soffiano con potenza e passione, il fuoco riprende prima. Questo patto tra le generazioni lo trovate anche, altra pubblicità e progresso, questo robo qua, che è arrivato soltanto ai capigruppo e è presente dappertutto, adesso anche su Twitter, su Facebook, vede che ogni tanto serve sta roba,
Non è servito a che io perdessi le notti a correggere le bozze e poi lo aprissi nella sua versione definitiva e trovassi un errore nella prima pagina perché sono una somara. C'è la citazione della prima lettera di Giovanni e manca la citazione. L'avrò riletto 30 volte. Appena è stato stampato me ne sono accorta. Questo sempre perché è viva la fragilità. Prendiamoci, io lo so che ho fatto un lavoro importante, ma quella roba lì è lì perché qualcuno mi ricorda che io non sono perfetta e meno male. La Comunità Capi, in questa associazione che cambia, questa associazione che ha scelto di avvicinarsi sempre di più al territorio con la riforma Leonardo, ritorna ad essere il centro. L'associazione si sta interrogando tantissimo su questa cosa, ma l'associazione non sono io, non è il Comitato regionale del Veneto, l'associazione siamo tutti noi nelle nostre comunità capi, io nel Valmaremola 2 e voi nelle vostre comunità capi. La seconda pista è quella di una parola che avete cominciato a sentire, il Santo Padre la pronuncia ogni 3x2, l'ha pronunciata anche oggi. Oggi a Milano, appena arrivato, ha messo piede a Milano e ha detto: dobbiamo incrementare l'habitus del discernimento. Questa parola, che sembra un po' una parola difficile, quasi una parolaccia, che non vuol dire, che non è uno strumento per prendere decisioni insieme, per quello ci sono i giochini, le robe, quelli che fanno sono più bravi, è un modo per scavare insieme il singolo e la comunità. E allora questo patto tra le generazioni e questo luogo di discernimento possono essere davvero una palestra di verità, di approfondimento nella verità, parola che trovo assolutamente indispensabile. Vi ho detto che Johnny mi ha rubato l'incipit e quindi lo uso alla fine, perché sempre Papa Francesco dice che 3 sono le parole chiavi per una comunità, no? Grazie, scusa e per favore. Di fronte alla verità è facile dire anche scusa, ho sbagliato, ripartiamo. Non è una cosa strana, è una cosa che con i nostri ragazzi, che ai nostri ragazzi chiediamo di fare ogni volta. Quindi utilizzare questa palestra in comunità capi è assolutamente utile. Queste 2 piste, a mio modesto parere, vanno vissuti con 2 atteggiamenti. Uno è la passione educativa. Io su quella non ho veramente nessun dubbio che l'associazione ce l'abbia, perché la vedo ogni volta, perché me la ricordo a San Rossore, perché me la ricordo in piazza San Pietro, perché l'ho vista oggi qua, appena sono entrata e mi ha fatto venire la pelle d'oca, perché a guardarvi da qua vi garantisco che siete proprio belli. E la seconda cosa è l'entusiasmo. Quando si accendono le luci, che si vedono anche proprio quelli lassù in cima, proprio quelli, come diceva Giovanni Paolo II a Roma, a Tor Vergata, quando dice saluto tutti, soprattutto quelli laggiù in fondo, quelli che non hanno potuto vedere niente, ma se non hanno potuto vedere niente hanno potuto sentire questo chiasso ha sentito Roma e non se lo dimenticherà mai. Io non lo so se Roma se l'è dimenticato, ma io non me lo sono dimenticato, perché io quel giorno lì ero talmente fuori di melone che ero convinta, io avevo deciso di smettere di fare il capo, era il 2000, io ero già abbastanza vecchia, pensavo di aver fatto già abbastanza cose, non so per che cavolo di mania mi è venuto in mente di andare quella sera lì. Io sono tornata a casa convinta che Giovanni Paolo II parlasse con me, perché poi insomma un po' di manie di grandezza ce l'ha, se no non ci finisce seduto su questa sedia. Ero convinta che parlasse con me. Peccato, sono passati 17 anni, sono ancora qua. E poi dopo, non quella sera lì, ma dopo,
ho scoperto che la parola entusiasmo ha una etimologia meravigliosa perché significa essere ripieni di Dio, entheos. Il mio direttore spirituale, purtroppo mancato, usava una metafora ligure che non userò perché è irripetibile, ma ve la tradurrò in italiano in un modo comprensibile. Dice, dovete essere così ripieni di Dio, così ripieni di Gesù, diceva lui, che quando soffiate si deve sentire il profumo. Allora, se c'è passione educativa, se c'è entusiasmo, se c'è un patto tra le generazioni, se la comunità capi diventa luogo di discernimento, la formazione, quella roba noiosissima che è la formazione permanente, che sembra una brutta malattia, la crescita personale diventano comunitarie, diventano normali, perché è formazione permanente dire, ma cosa facciamo? Leggiamoci un po', qualcuna di queste cose insieme, facciamoci una pensata tutti insieme, confrontiamoci con i nostri AE, andiamo a scocciare il nostro parroco, magari andiamo a scocciare anche il nostro vescovo, che magari non è scocciato, magari è contento se noi gli chiediamo di parlare con lui di alcune cose. Perché allora questa coca, che nel 79 è stata una profezia, può diventare una profezia nuova. Può diventare una profezia nuova oggi qua, in questo tempo. Infatti non a caso con Ferri, il capo scout, che colgo l'occasione per dirvi che vi saluta e è una roba bellissima quella di essere in due in un servizio, perché ci si confronta sempre anche sulle cose che si devono dire e non ci si deve mai dimenticare di salutare gli altri per parte del proprio partner associativo. È una delle cose belle della diarchia. Quest'anno abbiamo scelto nella convoca di Consiglio Generale di citare la Gaudium et Spes. Non a caso, perché secondo noi lì c'è una definizione di bene comune che poi adesso tutti ce l'hanno in bocca sto bene comune, ma mi piacerebbe tanto che se la rileggessero. Ecco, a voi ve lo do per compito a casa, rileggetevi queste 3 righe e poi fateci una pensata in comunità capi. Oltre che la Gaudium et Spes, oggi che non è un giorno a caso, perché oggi è il 25 di marzo, un giorno nel quale una tizia di 14 anni ha detto una roba tipo eccomi, che in associazione non bisogna mai dire, perché lei ha detto eccomi, in associazione non bisogna nemmeno dire forse eccomi, perché se dici forse eccomi è già eccomi. Quindi ricordiamocela questa roba dell'eccomi. Domani è l'anniversario, anche quello non è casuale secondo me, è l'anniversario di un'enciclica importantissima, che anche quella non è vietato andarsi a rileggere, anche perché quella secondo me se la sono veramente dimenticata tutti, che si chiama Populorum Progressio, che è stata scritta da un papa che mi prenderei a sberle perché è stato il papa della mia gioventù e io non ho capito niente, che era Paolo VI. Non ho capito veramente niente. Poi mi sono entusiasmata alla capacità comunicativa di Giovanni Paolo II e allora ho pensato sarà meglio che vada a rileggere quello che aveva detto Paolo VI, perché era un po' così, aveva questo modo di fare un po' apparentemente triste, apparentemente un po' dimesso. Poi capisci la fatica che ha fatto a dire e a fare certe cose, a portare avanti il concilio, eccetera. Domani, non casualmente, è l'anniversario di promulgazione di questa enciclica e vorrei lasciarvi con questa frase che dice: sogniamo noi quando parliamo di civiltà dell'amore? Sogniamo noi quando parliamo di civiltà dell'amore? No, non sogniamo. Gli ideali, se autentici, se umani, non sono sogni, sono doveri. L'associazione vi dà questo mandato. È un dovere, quello di sognare un futuro migliore. Allora,
E ringraziamo i nostri ospiti e penso che tutti ci siamo gustati le loro provocazioni che non sono così, come dire, così leggere da trattenere e da custodire anche, no? E diventano proprio una sfida anche per noi. Abbiamo fatto l'adesivo piccolo, secondo me. Anche secondo me. Cioè, Ma era perché era su misura della tasca. Sì. Penso che di cose da scrivere dentro ce ne siano tante per quello che ci hanno detto Donatella e Johnny. E adesso stanno arrivando, Olga, mi dici di sì. Le nostre vallette. Le nostre vallette stanno arrivando. Allora, abbiamo un piccolo omaggio da lasciare a Johnny e a Donatella. Che sono due ceramiche proprio scelte da quelle realtà significative che abbiamo deciso di sostenere. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Senz'altro. Grazie. Bocca al lupo. Mi stia bene. Ciao cara, ci rivediamo. Io devo tornare. Ci lascia anche la domanda. Allora, grazie. Ma figura. Abbiamo ovviamente, come dire, mangiato un po' di tempo, ma ci siamo gustati proprio anche il nostro ascoltare, quindi non abbiamo tempo per le domande perché vogliamo riservarci anche il giusto tempo per rielaborare all'interno delle nostre comunità capi, delle comunità capi gemellate, queste consegne che ci hanno dato. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e la potenza degli inferi non prevarranno su di essa. E a te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».